Preoccupazione e notevoli disagi per gli abitanti della piccola frazione di Schiucazzi in Alpago, evacuati in seguito al movimento della frana che da domenica incombe sul paese. In 17 hanno dovuto lasciare le proprie case e non si sa quando potranno farvi ritorno. Si sta muovendo ancora, il paese rimane evacuato e ovviamente stiamo monitorando la situazione, c'è un presidio giorno e notte anche di antisciacallaggio e non appena la frana si stabilizza poi ci sarà un intervento immediato per ripristinare la situazione di sicurezza. E quella che incombe sulla piccola frazione non è l'unica frana ad essersi messa in moto dopo quest'ultima fase di maltempo. Con la tempesta Vaia di fine ottobre il territorio bellunese ha subito un cambiamento rilevante e queste sono le conseguenze. Ci aspettavamo e purtroppo i fatti ci stanno dando ragione dei dissesti nuovi e questo è uno di quelli, un nuovo dissesto che si è generato, ma si sono messi in moto anche dissesti che erano fermi da parecchi anni, penso sempre nella zona dell'Alpago alla frana di Borsoi, anche quella si è messa in moto, stiamo già intervenendo con 3 cantieri sia da parte di Veneto Strade che dei servizi forestali e abbiamo altre situazioni di dissesto in tutta la provincia di Belluno.